Buon pomeriggio dall'ippodromo Arcoveggio, convegno di giovedì 16 marzo, prima corsa riservata a cavalli di 3 anni, in 11 al via Evita Nobelle, Esmeralda Bru, Elomare, Emiliano Jet, Esmeralda e Godalli in prima fila, Emi Stecca, Eiffel Joe, Energy Cup, Exploit, Elmo Jet in seconda. Il pronostico vede i favori per il numero 4 Emiliano Jet, tanto in partenza veloce Elomar che cerca di conquistare la testa, è partito molto bene Exploit che dalla seconda linea si porta direttamente a contatto di Elomar, lo sopravanza in poche battute. Numero 5 Esmeralda squalificato. Squalifica intanto per Esmeralda, ha tagliato fuori anche Emiliano Zet che ora è al largo scoperto all'esterno e così Exploit dopo 400 metri guida la corsa nei confronti di Elomar. All'esterno invece il favorito Emiliano Zet, poi lungo la corda Evita Nobelbi e via gli altri con Esmeralda Bru in quarta posizione lungo la corda. Progredisce gradualmente Emiliano Jet, avvicina dopo 600 metri il battistrada Exploit, che comunque ha ancora 2 lunghezze di margine al completamento del giro. 800 metri con un secondo quarto veloce in 32. Emiliano rimane a lato di Elomar, ma davanti c'è sempre Exploit. Se ne va così un chilometro tutto sommato abbastanza tranquillo, comunque ora allunga il battistrada a 450 dalla conclusione, mentre in seconda posizione c'è ora Emi Stecca, Exploit in vantaggio. Emi Stecca in seconda posizione, cerca di avanzare anche Eiffel Joe dalle retrovie. Ultimi 150 metri di gara con Exploit in vantaggio, Exploit nel finale, allunga ancora e viene a vincere la prima uscita per Alessandro Gocciadoro, Exploit nei confronti di Enjoy Stecca, mentre al terzo finisce il numero 7, Emi Stecca. Vittoria per l'allievo di Alessandro Gocciadoro, Exploit vince in 1:16:2. Secondo posto per Eiffel Joe, mentre al terzo chiude Emi Stecca per un arrivo che dovrebbe essere 10:8:7. Alessandro Gocciadoro dunque subito a segno per conto del signor Massimo Chianese. Il training ovviamente è di Alessandro